Quinta corsa dall'Arcoveggio e prima delle due gentleman, questa sul miglio in linea. 1 Vision dei Veltri, 2 Plitvice e Daghi, 3 Raul Bred, 4 Zaire dei Veltri, 5 Urbe del Ronco, 6 Zambana in seconda linea, 7 Axel Rec, 8 Asia LL, 9 Annie Pan, 10 Anvedi Jet, 11 Viola Orsini, 12 Take Me Home. Favori in chiusura netti per Urbe del Ronco, Matteo Angeloni in sediolo. Macchina che accelera e la velocità iniziale di Zaire dei Veltri che si avvantaggia, ma all'esterno c'è subito Urbe del Ronco che va a chiedere strada. Le due le ha prese sulla piegata, poi Urbe del Ronco passa in vantaggio sulla condiscendente Zaire dei Veltri, mentre in terza posizione c'è Raul Bred. Intanto 15-1 per i primi 200 metri di gara. E vediamo all'esterno c'è già Take Me Home che al paletto dei 400 metri incalza Urbe del Ronco. 31 il passaggio ai 400 metri con Urbe del Ronco in vantaggio, all'esterno Take Me Home che ricordiamo ha corso anche venerdì scorso a Milano. 600 che se ne vanno intanto in 45,5 davanti alle tribune, si mantiene in vantaggio Urbe del Ronco, all'esterno Take Me Home lungo la corda, segue Zaire dei Veltri, al largo c'è anche Annie Pan che ha preso la schiena di Take Me Home. Intanto percorsi esterni si fa luce anche Axel Rec, cavalli che hanno completato in 1 minuto e 8 decimi il mezzo miglio. Insiste all'esterno Take Me Home su Urbe del Ronco, Annie Pan all'esterno copre Zaire dei Veltri, intanto 1,16,6 per i 1000 metri iniziali con frazioni in 15,8, poco più di 500 all'arrivo, che in vantaggio Urbe del Ronco. Take Me Home insiste comunque nella sua offensiva, Take Me Home replica bene a 400 dalla conclusione, i due ancora alle prese, seguiti sempre da Zaire dei Veltri e Annie Pan, non cambia nulla tatticamente, ora cerca di scollarsi di dosso l'avversario. Urbe del Ronco a 250 dalla conclusione, guadagna una lunghezza al completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Urbe del Ronco in testa. Take Me Home sempre percorsie esterne lungo la corda Zaire dei Veltri, poi a centropista Annie Pan, finale con lo scatto interno di Zaire dei Veltri, finale con Zaira che probabilmente passa per vincere di misura nei confronti di Urbe del Ronco. Mentre per il terzo posto andiamo a rivedere anche per il primo, perché Zaire dei Veltri e Stefano Baldi scattano con decisione all'interno e passano, vedete, sul finale, mentre per il terzo è ancora Take Me Home probabilmente a tener botta al finale di Annie Pan. Bella vittoria in open stretch quindi per Zaire dei Veltri, e triplo di trainer per Edoardo Baldi, Stefano Baldi in sediolo, ma Edoardo Baldi dietro le quinte, vedete 5, 4, 12 da confermare ovviamente. Questo è l'ordine d'arrivo della quinta corsa dall'Arcoveggio.